Dopo gli incontri con il presidente Luca Zaia e i media veneti, le 10 associazioni che rappresentano i mondi dell'impresa, delle professioni e del lavoro del Veneto e che si riconoscono sotto il nome di #Arsenale 2022 hanno presentato a Roma il loro piano di lavoro e il programma per il rilancio della regione. Temi prioritari: infrastrutture, credito e industria 4.0. Partiamo da questo riuscito incontro per una stagione di coesione, di obiettivi comuni e di percorsi da fare assieme. Questo è il commento del presidente di Confartigianato Veneto, Agostino Bonomo, a conclusione del confronto tra i rappresentanti delle organizzazioni riunite in Arsenale 2022 con 40 parlamentari veneti svoltosi a Roma in Palazzo Giustiniani, una delle sedi del Senato. Ci ha fatto molto piacere, ha proseguito Bonomo, il grande e unanime apprezzamento sulle tematiche di Arsenale 2022, ma soprattutto il plauso della politica per esserci messi tutti insieme per rappresentare e sostenere ragioni e aspettative di imprese, professioni e lavoratori. Le richieste presentate nell'occasione toccano temi cruciali per lo sviluppo del territorio, tra questi lo sblocco dei finanziamenti per la modernizzazione delle infrastrutture del Veneto, in particolare per l'alta velocità nel tratto Brescia-Verona-Padova e per la superstrada pedemontana. Su tali questioni i rappresentanti delle associazioni consegnarono nei mesi scorsi una lettera al ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Del Rio e al governatore del Veneto Luca Zaia. Altro argomento prioritario per Arsenale 2022 è l'innovazione e la sua declinazione in chiave Industria 4.0, trasformazione fondamentale per un territorio manifatturiero come il Veneto. Le associazioni hanno sollecitato i parlamentari a ripercorrere la strada tracciata dal piano Italia 4.0, la cui importanza va oltre le agevolazioni fiscali previste dal governo. Spazio ha avuto anche il tema del credito, oggi piaga del nostro territorio a causa delle vicende delle due banche popolari. Il tutto è compreso in un documento unitario firmato dalle 10 associazioni che individua una serie di priorità, azioni concrete e obiettivi strategici per lo sviluppo nei prossimi anni di una regione, il Veneto, che ha grandi potenzialità, oggi però minate da un calo di fiducia. Il sottosegretario all'economia, il padovano Pierpaolo Baretta. Questa esperienza di Arsenale 2022 ha il pregio di essere non solo piena di proposte, ma di essere fatta da 10 associazioni. C'è una dimensione collettiva che è quello di cui ha bisogno il Veneto per recuperare solidarietà e fiducia.